E la gentleman di oggi sono cavalli di 3 anni, 9 al via, 1 Air Force One, Maurizio Scala, 2 Amneris B, Francesco Corinti, 3 Arcano of Nando, Matteo Zaccherini, 4 Aaron Del Ronco, Lorenzo Pantarotto, 5 Apollo Grad, Monica Gradis e Amanda Lear, Mille Zanichelli. Seconda fila 7 Aquila, Massimo De Luca, 8 Spinetta Loi, Andrea Orlandi, 9 Alice De Greppi, Nicola Del Rosso, Stacco della Macchina, Veloci, Apollo Grad, Amanda Lear anche, ma di dentro è Amneris B, con ancora anche Arcana of Nando, 4 su di una linea. Vediamo chi avrà la meglio grazie ai numeri. È il numero 2 di Amneris B che è in vantaggio, ma sembra intenzionato a lasciare andare Arcana of Nando, che si getta di galoppo proprio al paletto dei 200 metri e quindi in vantaggio c'è Numero Amneris 3, B. Arcana of Nando, Ora squalificato. la cosa che voleva fare Matteo Zaccherini la fa Monica Gradi, cioè andare a chiedere strada. Vediamo se la otterrà. Dopo 400 metri è la nuova battistrada. Monica Gradi col figlio di Oronometro. Dopo 400 metri in 38 segue Amneris B davanti a Amanda Lear con Mille Zanichelli, che ha trovato un prezioso terzo posto alla corda. Tanto arriviamo al paletto dei 600 metri in 47 appena abbondante. Apollo Gradi in vantaggio, l'esterno è Aaron Del Ronco che si trascina il numero 8 di Aspirinetta Oil e il 7 di Aquila che è nelle retrovie. Intanto frazione in 15-8 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1-3 scarso. Il sista largo Aaron Del Ronco con Lorenzo Pantarotto, affianca il numero 2 di Amneris B che è sempre a seconda la corda davanti a Amanda Lear. In quarta posizione lungo la corda c'è Arles dei Greppi, chilometro in 1.19.2, sempre in vantaggio Monica Gradi con Apollo Grad all'esterno. Ora si fa più vivace il numero 4 di Aaron Del Ronco. Amneris B cerca di organizzarsi lungo la corda, la frazione di là è in 15-7, sempre in vantaggio Apollo Grad. Amanda Lear terza alla corda, dalle retrovie ci prova Aquila con Massimo De Luca che fa un bel parziale ma è molto larga. Ultimi 250 metri con Apollo Grad che tenta la fuga per la vittoria, ci prova Amneris B, ci prova Aquila, ci prova anche Aspirinetta Oil, retta d'arrivo, Apollo Grad a buon vantaggio, cerca di cogliere la sua prima vittoria in carriera. Al largo di tutti c'è l'Aquila, poi anche Amanda Lear, ma è Apollo Grad che viene a vincere su Amanda Lear e Aquila. 1.18.3, 14.9 la retta d'arrivo al 26esimo tentativo. Dopo una serie di piazzamenti arriva la vittoria per Apollo Grad. Monica Gradi col suo portacolori della scuderia Roberto viene a vincere il figlio di Uronometro in percorso di testa, mentre ancora valida Amanda Lear dopo il quarto posto di Milano viene a cogliere un ottimo secondo con Mille Zanichelli, mentre terza una valida Aquila che ha dovuto scurvare molto larga gli ultimi 400 metri. La quota in chiusura per Apollo Grad 4,39.